Se ti spussa la frizione, se benzina devi fare, se ti va un po' di parlare, ti puoi prendere pure il caffè. Ci sta Tanica al barbone, se hai bisogno sai chi c'è. C'è Mario, il benzinario, aggiusto il tuo motore. Mi arrabbio e mi senti dire, ma Belandi a te, Belandi! Belandi, sono arrabbiatissimo qua, meno male che c'è un po' di vento, perché sennò, guarda, niente, è successa sta cosa. Ero al mare stamattina, Belandi, a Seste Levante, c'era un sacco di gente, di macchine, ma a un certo punto si libera un posto, mi fiondo con la mia Panda, e in quel momento arriva uno con la Porsche, un pivelletto con la Porsche, mi dice, senta, e sono un po' in difficoltà, mi aiuta a parcheggiarla, mi sono fatto impietosire, l'ho parcheggiata a posto, diciamo, mio, ecco. A trovare un posto, ci ho messo 4 ore, poi c'era Tanica che mi aspettava sulla spiaggia, capito? A un certo punto mi mandate a dire ora torniamo a casa. Adesso che glielo dice, Belandi. Lui mi chiede perdon, parcheggiare non so, è che mi hanno regalato per Natale una Porsche. Vado solo in autostrada tra Cervino e Châtillon e ogni tanto giù a Riccione, spiaggia e Cocorico. Qui c'è l'accensione ma di più non so, che so andare in bicicletta ma i cartelli non li so. Sono un tantino anche distratto, casini faccio che me la portano via prima o poi. Poi lo sai chi c'è? Un benzinario generoso che gli chiedo se mi aiuta a parcheggiare il gioiellino. Io che sono troppo bravo, glielo libero e mi frega il posto. E adesso 4 ore passerà. E dove trovo un altro posto alla mia Panda? Ma quale tuffo nel mare, sapore di sale. E adesso chi lo dice a mia moglie Tanica?